se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerei se non avrò più forze, mi rialzerei, con te ce la farò, sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò, se dentro me. Buongiorno a tutti voi, buongiorno anche a chi ci segue da casa, in particolare a chi ci segue da casa sui nostri social, con la speranza sempre un giorno di poterci conoscere da vicino e di poter riempire queste sedie che sono ancora vuote presso la nostra sala. Vorrei cominciare il culto di adorazione di oggi con una domanda. Le nostre anime oggi sono assetate? Se la nostra risposta è sì, allora introduciamo questo culto di adorazione col Salmo 63, versetto 1. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo languente in arida terra, senza acqua. Anche oggi siamo qui per celebrare e dichiarare davanti a colui il quale ci raduniamo che Lui è il nostro Dio, come dice il salmista, e ci racconta di questa ricerca continua, no? Che comincia all'alba e sembra andare avanti per tutto il giorno. Anche noi, al di là degli impegni che la vita quotidiana ci mette davanti, dobbiamo avere la capacità di cercare il Signore dall'alba al tramonto. Dall'alba al tramonto, come celebra il primo canto di questa domenica, io vorrò lodare il Signore con tutto il cuore. Dalla nascita del sole fino al suo tramonto vorrò lodare il Signore con tutto il cuore. Dalla nascita del sole fino al suo tramonto vorrò lodare il Signore con tutto il cuore. Loda il Signore, lodatelo voi servitori suoi, glorificate il Creator, benedetto è il nome suo, da ora in poi e per l'eternità. Dalla nascita del sole fino al suo tramonto vorrò lodare il Signore con tutto il cuore. Dalla nascita del sole fino al suo tramonto vorrò lodare il Signore con tutto il cuore.
Signore Dio Padre Onnipotente e Misericordioso, grazie, grazie perché anche oggi ci dai la possibilità di essere qui radunati davanti a Te. Voglia Tu, Signore, accogliere con benevolenza le lodi che saliranno da questa assemblea, dalle assemblee che in questo momento nel mondo si stanno radunando nel Tuo nome per renderti lode. Voglia Tu, Signore, ascoltare le preghiere che Ti verranno innalzate da tutti noi, che la Tua luce possa accompagnare il nostro cammino. Te lo chiedo nel nome potente di Cristo. Amen. Amen. Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetti da 7 a 11. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse: «Dammi da bere». La donna samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani, che è un modo elegante per dire che rischiavano la vita gli uni gli altri. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato l'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere, il pozzo è profondo, da dove avresti dunque quest'acqua viva?» Perché facciamo tanta fatica, il mondo fa tanta fatica a rivolgersi a Dio? Probabilmente una risposta la possiamo trovare al versetto 11 di questo brano, quando la donna rispose a Gesù: «Signore, tu non hai nulla con cui attingere l'acqua, il pozzo è profondo». Cioè noi stiamo dicendo a Dio, come la samaritana a Gesù, un po' provocatoriamente: «Ma come puoi tu darmi da bere se non hai neanche un secchio per prenderla?» Tanti pensano quindi che Dio, probabilmente, non sia adeguato a nutrire e a dissetare la loro anima, perché i problemi che hanno sono troppo profondi, come il pozzo, e la loro anima quindi non può essere toccata. Da qui l'urgenza e l'attualità della risposta di Gesù alla domanda della donna: «Se tu conoscessi chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto». Proclamiamo quindi la nostra conoscenza di Gesù col canto davanti al Re. Davanti al Re ci inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore. Verso di Lui eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei Re. Davanti al Re ci inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore. Verso di Lui eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei Re. Davanti al Re, Signore. Veniamo davanti al Re, comprendendo la Tua grandezza, ma comprendendo anche che questo Re è il nostro Padre, è il nostro Dio, colui che è presente nella nostra vita.
Sei un re perché puoi ogni cosa, ma sei un padre perché ti prendi cura di noi, perché cerchi il nostro amore, hai offerto il tuo amore per ognuno di noi. Grazie Signore perché abbiamo questo privilegio di avere un re come padre. Noi vogliamo lodarti per questo, vogliamo ringraziarti per tutto quello che fai e anche per quello che tutto quello che vuoi fare nelle nostre vite, Signore. Abbiamo ancora tanto da realizzare in te, Signore. Aiutaci a comprendere il nostro cammino, le nostre scelte, la nostra vita, quello che vogliamo fare, che sia qualcosa che può compiacerti, che può parlare al prossimo del tuo amore, Signore, che può mostrare il tuo amore non solo con parole ma con fatti concreti, Signore. Insegnaci tutto questo. Lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Davanti al Re, davanti ad un Padre, eleviamo insieme. Signore, grazie per questo popolo che hai redento della tua grazia. Grazie perché oggi esprimiamo la lode e l'adorazione insieme. Facciamo nella riconoscenza, Signore, di tutto ciò che fai per noi ogni giorno, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per questo e ti benediciamo nel nome del Signore Gesù. Amen. Sì, Signore, anch'io oggi voglio solo dirti grazie. Grazie perché mi hai risvegliato. Grazie perché mi hai aperto gli occhi del cuore, Signore. Grazie perché si sente che tu ci ami. Grazie perché ci accompagni su qualsiasi nostro percorso. Grazie, Signore, per la nostra Chiesa, sempre più grande, Signore. Grazie. Grazie perché possiamo stare tutti insieme. Grazie per il respiro che abbiamo la mattina. Grazie perché non abbiamo paura solo a pensare a te. Grazie perché stai preparando un mondo dove saremo tutti insieme, dove possiamo lodarti e continuare a cantare e stare felici assieme. Grazie, Signore, perché tu hai già fatto tutto, Signore. Hai già vinto la morte, hai vinto contro qualsiasi cattiveria che ti potessero tirare. Signore, tu sei lì per noi e noi dobbiamo solo allungare le mani e dirti grazie, Signore, perché hai accettato il nostro cuore. Grazie, Signore, perché hai continuato a bussare, non ti sei mai arreso con noi. Grazie, Signore, perché siamo tuoi e resteremo tuoi per tutta l'eternità. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Padre perché nonostante tutti questi mesi di prove, per capire quanto grande è il tuo amore e sei veramente santo casamento. Per esprimerti noi un aiuto fisico. E nonostante tutte le prove, ogni giorno noi preghiamo, sei sempre lì vicino a noi e ci hai aiutato. Padre, grazie per ognuno di noi, grazie per ogni fratello, per ogni sorella, per ogni bambino. Grazie perché possiamo essere riuniti, Signore, questa mattina per darti la lode, l'onore, darti la gloria che ti spetta, Signore. Grazie per il dono della vita, Signore, ma grazie per il dono della croce, Signore, che ha inchiodato il nostro debito, ha pagato il prezzo che aspettava a noi pagare. E perciò questa mattina vogliamo solo semplicemente adorarti, benedirti, Signore, e ringraziarti per quello che tu sei, per quello che tu fai. Amen. Amen. Grazie Signore per la tua potenza che si esprime nella tua parola, la tua parola che è vita e che è acqua, Signore, per la nostra sete. Grazie Signore per la tua potenza che si esprime nella tua parola. Amen. Amen. Grazie Signore perché non dobbiamo
noi possiamo capire a fondo, Signore, perché è talmente grande che facciamo fatica a comprenderlo al 100%, ma un giorno quando saremo con te lo capiremo al 1000%. Grazie, Signore, perché tu sei sempre con noi, grazie perché ci accompagni in ogni cosa, anche nelle piccole cose. Grazie perché anche quando non lo chiediamo tu fai quello che nel nostro cuore desideriamo, Signore. Grazie, Signore, perché tu sei il nostro Dio, Signore. Grazie perché possiamo sapere, grazie perché possiamo venire a un padre, a un fratello. Grazie, Signore, perché ci sei venuto a cercare. Tu ci hai cercati in tutti i modi, Signore, finché non ci hai trovato. Grazie, Signore, per questo, Signore, grazie perché non possiamo fare nient'altro che lodarti, perché non abbiamo altro da fare che lodarti per la tua grande maestà. Gloria a te, Signore. Amen. Amen. Davanti al Re ci chiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore. Verso di Lui eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei Re. Continuando il Vangelo di Giovanni, capitolo 4, da versetti 12 a 15, c'è scritto, la Samaritana che si rivolge a Gesù: sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso coi suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte che scaturisce in vita eterna. Amen. Quante volte ci siamo trovati in un deserto spirituale, magari, senza prospettive, senza risposte, un po' come la Samaritana che cerca di attingere l'acqua del pozzo e si trova questo straniero che gli chiede da bere. Come possiamo noi influenzare la società indifferente e scettica nella quale ci troviamo a operare, volendo restringere il campo al nostro collega di lavoro, al nostro compagno di scuola, al nostro vicino di casa? Anche noi avevamo sete e Gesù ha estinto la nostra sete spirituale. Tanti magari hanno sete e cercano nel loro cammino dell'acqua con cui dissetarsi e magari si chiedono, potrebbero obiettare, un po' come la Samaritana provocatoriamente, e direbbe oggi a qualcuno: ma ti ritieni più grande di nostro padre Giacobbe, no? Rivolgendosi a Gesù: ma chi è questo Gesù che mi offre un'acqua che sazierà la mia sete in eterno? Gesù sta praticamente dicendo alla donna: guarda che con l'acqua che attingi da questo pozzo starai bene magari fino a domani, poi dovrai tornare così nei giorni successivi finché ne avrai necessità. Invece, ci dice Giovanni, l'acqua che Gesù ci ha dato è diventata fonte di vita eterna, stando a significare che quest'acqua può diventare a sua volta una fonte ed espandersi e diventare pozzo a sua volta.
È questo concetto un po' che ci riporta a una cosa che noi già conosciamo, no? Un po' al concetto di essere benedetti per benedire. E l'acqua che Gesù ci offre null'altro è che lo Spirito Santo, attraverso il quale Dio Padre ci ha donato, chiedo scusa, e che fa ciascuno di noi testimone del dono ricevuto e della vita eterna ottenuta attraverso il sacrificio e la gloriosa resurrezione di Cristo. Cantiamo quindi la nostra fede in Cristo, cantiamo io credo in te, io appartengo a te, Gesù. A te mio Dio affido me stessa con ciò che sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani e sono tua per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Ti seguirò ovunque tu andrai, con lacrime e gioia, ho fede in te. Camminerò nelle tue vie, nelle promesse per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Io ti adoro e ti adorerò. Io ti adoro e ti adorerò. Io ti adoro
Rendiamo grazie a Dio nostro Padre. C'è qualcuno di noi che vuole offrire una testimonianza alla Chiesa oggi per quello che è successo, per quello che potrà accadere, per una cosa importante o meno? Io voglio ringraziare il Signore perché anche se noi non preghiamo, non facciamo, non chiediamo, non lo chiediamo col cuore, Lui agisce. E ieri abbiamo aperto un altro negozio a Gorizia. È una cosa che non volevo proprio fare ieri, era andare, trovarmi tutti i titolari, trovare tutti, dover fare questa falsità, questo modo che questo mondo vuole che sia fatto. Ero proprio stanco, non avevo voglia. E prima di partire però ci dovevo andare, perché la presenza faceva. Prima di partire arriva un messaggio in cui dice che è finito tutto e che non c'erano più nessuno. Era rimasto solo la responsabile del negozio e qualcuno là. Perciò siamo potuti andare lì e viverla un po' più serenamente. E io sbagliando, perché devo ammettere il mio errore, dovevo pregare per questo, dovevo pregare. Invece il Signore ha agito indipendentemente. Questa è una gran cosa, il Signore ascolta anche quello, sì, il Signore è veramente sempre lì, ascolta, non ci lascia, non ci abbandona e conosce tutto quello che avevamo proprio detto. Bene. Quello voglio ringraziare. Bene. Noi ringraziamo il Signore questa mattina per Nathan che è con noi. Bene, Dopo benvenuto vari Nathan. contatti con i genitori dal Brasile, finalmente è riuscito ad essere con noi, a congregarsi con noi e quindi siamo nella gioia di avere non solo un fratello ma anche un professionista del pallone e anche un musicista. Pertanto se Dio vuole avremo modo anche di confrontarci insieme, quindi ringrazio il Signore per questo. Amen. Bene, allora Vito. Io volevo ringraziare il Signore perché Lui risponde sempre alle preghiere. Come gruppo Gedeoni abbiamo pregato perché si possa allargare un po' il numero di queste persone che non sono soltanto dei distributori di Bibbie sulla porta della scuola e dell'ospedale, ma sono anche, o quantomeno dovremmo questo essere, delle persone di spirito e di preghiera. E ieri ho ricevuto una telefonata di un fratello di un altro gruppo che si riunisce qui proprio al numero 464 di via Parmanova, dove noi siamo stati per un certo tempo, e ha detto che avrebbe fatto parte di questo gruppo. Mi ha chiesto di poter entrare e io ho messo in contatto. Insomma, voglio dire, il Signore risponde alle preghiere perché abbiamo come gruppo Gedeoni Udine il bisogno di allargare, ampliare Di forze fresche. le persone, anche soltanto che si propongono con la preghiera, perché qualche volta non è neanche possibile che tutti si muovano e che vadano a fare distribuzioni. Ecco. Lode a te, Signore, per questo. Amen. Comunque io ringrazio il Signore perché dopo tanti anni che ero lontana dalla famiglia d'origine, noi siamo quasi una sessantina di persone, e questo mese specialmente è abbastanza salvato per me, per il purtroppo, per altre cose, mi stanno un po' avvicinando, voluto conoscermi un po' di più, e ho dato la parola, diciamo goccia per goccia, perché non è una cosa semplice, nel senso che ognuno ha il suo modo di vivere questa vita, però lo ringrazio perché mi dà la possibilità proprio di far vedere l'amore di Dio in tutte le sue sfide. Amen. Bene. Bene. Grazie a tutti voi.
Passiamo adesso al sacramento, a uno dei due sacramenti che Gesù ci ha lasciato dopo il battesimo. Il tema che vorrei trattare per introdurre la cena del Signore è quello per il quale la Bibbia definisce lo Spirito Santo col termine greco di arabon, che tradotto significa caparra, che in ebraico può assumere il significato di pegno, cauzione oppure anticipo. Esistono 3 riferimenti nella Bibbia nei quali questo particolare è riscontrabile, vale a dire in 2 Corinzi, capitolo 1, versetto 22, egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Oppure in 2 Corinzi 5, capitolo 5, versetto 5, ora colui che ci ha formati, per questo ci ha dato la caparra dello Spirito. Oppure in ultimo Efesini, capitolo 1, versetti 13-14, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è il pegno della vostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. In tutti questi 3 brani, questi tre frammenti, lo Spirito Santo è descritto come il pegno della nostra eredità e come garanzia per le benedizioni future e l'adempimento delle promesse divine, un po' escatologica come cosa. La scrittura ci sta dicendo cioè che attraverso il dono dello Spirito il Padre ci ha acquistato, ha dato cioè il suo Spirito quale caparra per l'acquisizione definitiva al ritorno di suo Figlio. E la caparra, noi sappiamo che quando noi diamo una caparra, quando noi diamo un pegno, è una cosa, ci impegna, no? Il Padre si è impegnato con noi fino al ritorno di suo Figlio. Ed è bello pensare quindi che attraverso la caparra, il sigillo che noi abbiamo già adesso, lo Spirito appunto, abbiamo la presenza del Signore Gesù, adesso qui in questo momento, che ci accompagna nel memoriale della sua morte e nella proclamazione della sua resurrezione. Io invito Paolo adesso a pregare per questi simboli e ad accompagnarmi nella distribuzione. Grazie. Signore Gesù, grazie perché il tuo piano è perfetto e questo piano prevedeva la tua incarnazione e la tua morte, Signore. Grazie perché sei morto per noi, grazie perché hai purificato i nostri peccati, grazie perché ci hai dato un nuovo cuore, grazie perché ci hai donato questa caparra dello Spirito Santo, ci hai sigillato, Signore, e quando compariremo davanti a te, tu, Signore, ti mostrerai e potremo stare con te per l'eternità. Grazie. Nel tuo santo nome. Amen. Amen.
non ti abbandonerò, per sempre con te resterò, non ti lascerò, non ti abbandonerò, per sempre con te resterò. Dopo quest'ultima bossa nova lascio la parola a Davide per quello che ci vorrà dire quest'oggi. Grazie. Scuola domenicale per i bambini con la maestra Rosa. Vogliamo pregare un momentino? Signore nostro Dio, vuoi tu comunicare ai nostri cuori oggi? Tu ci conosci ciascuno per nome? Conosci tutto di noi. Vuoi tu parlare ai nostri cuori quello che abbiamo bisogno di sentire da te oggi? Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. La storia che sto per raccontarvi è una storia verissima, ma perché è successo un po' oltre 44 anni fa. Alcuni dei dettagli sono un po' nebulosi nella mia mente e potrebbero non essere 100% precisi, ma i dettagli principali sono giusti e corretti. Era l'anno 1978, per voi giovani la maggior parte non erano nemmeno nati ancora. 1978, dopo il mio secondo anno di studi alla facoltà teologica, ero obbligato a fare una specie di apprendistato in qualche tipo di ministero durante l'estate. E Dio mi ha guidato a scegliere un'opportunità in Florida, in una chiesa battista dove ho avuto una grande stima per il pastore, in un ministero fra i giovani di quella chiesa, una chiesa abbastanza grande, 3-4 mila persone. E quando sono arrivato alla chiesa, loro mi hanno indirizzato alla casa di una famiglia nella chiesa dove avrei avuto vitaloggio. Era una famiglia di grande fede. Loro hanno avuto un paio di figli loro, ma sotto la guida di Dio hanno preso in affidamento a casa loro altri 5 figli da situazioni familiari disastrose, come in affidamento. Non una cosa da poco. Non erano persone di grandi mezzi finanziari, anzi, ma con una grande fede in Dio si sono affidati a Lui a provvedere per ogni loro bisogno e per le esigenze di tutti questi figli. Soltanto il marito lavorava e i soldi che guadagnava lui ogni mese non erano abbastanza per provvedere per le esigenze di tutti quei figli. Allora si sono messi in preghiera dipendendo su Dio per provvedere quella che mancava. E fedelmente Dio provvedeva per loro mesi dopo mesi. Mi meravigliavo della loro fede, della loro fiducia in Dio e io desideravo proprio di imitarli, diciamo, in questo senso là, imitare la loro fede. Alla fine dell'estate e del mio periodo di apprendistato nella chiesa loro, ho saputo che loro stavano pregando di poter mandare 2 dei loro figli maggiori a una scuola superiore cristiana. Ma perché non era una scuola pubblica, c'era un costo non indifferente di poter mandarli a studiare in questa scuola privata. Ma loro stavano pregando che Dio provvedesse anche per questo desiderio.
loro. Non riesci a sentire? No, benissimo. E Dio ha sussurrato al mio cuore: Davide, perché non provvedi tu i soldi per questo loro desiderio? Ma Signore, dove prenderei i soldi per pagare per questa spesa? Sono uno studente senza guadagno in questo momento, non ho un lavoro, dove prenderei i soldi per poter aiutarli? E cosa faccio? Dio mi aveva sfidato di avere fiducia nella sua provvisione. Tornando a casa, un po' alla volta, e dai posti che non aspettavo, la maggior parte dei soldi sono arrivati nelle mie mani. E se mi ricordo bene, mancava soltanto alcuni centinaia di dollari. E pregando a Dio ho detto: ma Signore, tu hai avuto tanto, però ancora manca qualche centinaio di dollari. Dove prenderei quello che rimane? E subito è venuto il pensiero: l'anello sul tuo dito? Era l'anello della mia università, dove avevo studiato prima per 4 anni. Aveva, l'università proprio tutto dentro, era una cosa che tutti volevano avere. Era parzialmente 10% d'oro. Perché non provare a venderlo? In ubbidienza alla sua guida, con un bel po' di tristezza, sono andato a provare a vendere il mio anello. Quello che non sapevo in quel momento era che il prezzo di oro era di recente più di raddoppiato. Non mi ricordo tutti i dettagli, ma quando ho chiesto al compratore quanto mi darebbe per il mio anello, egli, dopo averlo pesato, mi ha detto una certa cifra che era più del doppio di quello che avevo pagato per comprarlo qualche anno prima. Ed era super giù la cifra che rimaneva per poter mandare alla famiglia in Florida, affinché i loro 2 figli potevano frequentare quella scuola cristiana privata. No, forse qualcuno sta pensando stamattina: ma come mai ci hai condiviso questa storia? Il motivo principale è perché stamattina vorrei che considerassimo per qualche momento l'argomento biblico del donare, del dare. È un argomento che non affrontiamo nella Chiesa molto spesso, però è un argomento che Gesù ha parlato spesso e molto. Mi meraviglia quanto parla dei soldi, dei talenti. Donare o dare sotto la guida di Dio è un privilegio per ogni credente che appartiene a Lui. Allora stamattina vogliamo considerare insieme alcuni concetti o principi biblici che dovrebbero illuminarci e poi guidarci in questo ministero del donare. E vorrei considerare questi concetti biblici sul donare stamattina adoperando qualche domanda. E la prima domanda è proprio questa: perché dovremmo donare? Perché? Un principio basilare di immensa importanza che dovrebbe influenzare ogni aspetto della nostra amministrazione dei beni che abbiamo è il seguente: ogni ricchezza, ecco il principio, ogni ricchezza, ogni talento, ogni cosa che ho ricevuto da Dio. E perciò tutto quello che ho appartiene a Dio, non a me. Io sono soltanto una
un amministratore dei suoi beni. Avete mai pensato? Come dice in 1 Corinzi 4,7, infatti, chi ti distingue dagli altri? Che cosa possiedi tu che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Oh. Ma qualcuno potrebbe protestare, rimostrare: senti, ho studiato sodo per diversi anni per arrivare dove sono io adesso. E in più ho sudato 7 camicie, lavorando 10 ore al giorno per avere quello che ho. La mia ricchezza appartiene a me e faccio quello che voglio io con quello che è mio. Il problema con quella logica è che chi ti ha dato una buona mente di poter studiare? E chi ti ha dato la salute, la forza fisica e mentale di poter lavorare 10 ore al giorno? Tutto quello che abbiamo, la nostra salute, le nostre capacità, i talenti, le nostre ricchezze, tutto viene da Dio. E Lui li ha affidato a noi, affinché noi possiamo usarli per la sua gloria e per il bene degli altri. In questa ottica, tutto quello che ho appartiene a Dio, non a me. Io sono soltanto un amministratore dei suoi beni. Un secondo principio basilare che dovrebbe influenzare la nostra amministrazione dei beni è proprio questo. Dio è un Dio che dona e noi come suoi figli siamo chiamati ad imitarlo. In Galati 1, 3, 4 è scritto: grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati. Poi in Giovanni 3,16 è scritto: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, non viene giudicato, ma abbia vita eterna. Quale figlio non imita in qualche maniera suo padre? Vedendo i miei figli crescere, spesso ho visto loro cercare di imitarmi, sia nel bene e purtroppo anche nel male. Qualche volta ma dove hai imparato quella parola? Poi ho pensato, forse ha sentito da me. Ecco, anche nel male. Fa parte di essere un figlio. E questo principio vale sia per figli fisici che per figli spirituali. Ascoltiamo l'Apostolo Paolo in versetto 1 del capitolo 5 dell'Epistola agli Efesini. Efesini 5,1 dice: siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui, amati. Siate dunque imitatori di Dio. Notiamo bene che il verbo siate, professore, qual è? Modo congiuntivo. Congiuntivo, però in questo caso qui. Ha una valenza imperativa. Imperativo, esattamente. Notiamo bene che il verbo siate qui, è nella forma imperativa. Cosa significa questo per noi, suoi figli? Se il nostro Dio è un donatore, significa allora che anche noi dovremmo essere donatori. Allora, avendo considerato questi due principi basilari che rispondono alla prima domanda, perché dovremmo donare, passiamo alla seconda domanda. Che cos'è il donare? Che cos'è il donare? In 2 Corinzi 8, versetto 1 ad 8, io non leggo tutti i versetti, però è una parte. Versetto 1 dice: ora fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concesso alla Chiesa di Macedonia. Poi in versetto 6 dice: così noi abbiamo esortato Tito a completare anche tra voi quest'opera di grazia, come l'ha iniziato.
ma siccome abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo, nell'amore che avete per noi, vedete di abbondare anche in quest'opera di grazia. Interessante. Allora il donare è un'opera di grazia, come abbiamo visto. Un'opera di grazia. La parola grazia significa un favore, un dono che facciamo per un'altra persona che quella persona non aveva fatto niente per meritare. È come il dono della salvezza che Dio ci dona. La salvezza è un dono, un favore che Dio ci dona che noi non meritiamo per niente. Se io dovessi ricevere quello che merito, non voglio pensare. La stessa cosa per te. È un dono che non meritiamo per niente. In un certo senso tutto quello che abbiamo e tutto quello che siamo abbiamo per il favore non meritato di Dio, per la sua grazia. E quando doniamo per aiutare un'altra persona, stiamo continuando l'opera di Dio, stiamo permettendo a Dio di usarci per estendere la sua grazia a quest'altra persona. Interessante. Poi in più, cos'è il donare? Il donare è una dimostrazione dell'amore sincero e genuino. Versetto 2 Corinzi 8:8 dice: non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova con l'esempio delle altrui, primora, anche la sincerità del vostro amore. Il nostro donare per aiutare un'altra persona è anche una chiara dimostrazione della genuinità, dell'autenticità, della sincerità del nostro amore verso di lui o verso di lei. Ovviamente il nostro donare può prendere varie forme, i nostri soldi, o l'ospitalità in casa nostra, o i vestiti, il cibo, il nostro tempo, la nostra influenza, l'insegnamento, una correzione, un rimprovero, eccetera, eccetera, varie forme. Ma quando diamo qualcosa a un'altra persona per aiutarla, stiamo dimostrando un interesse sincero nel suo benessere, una prova della sincerità del nostro amore per lui o per lei. In più, cos'è il donare? È un investimento nella banca celeste. Avete mai pensato? Nella banca celeste. In Matteo 6, 19-21 dice: non fatevi tesori sulla terra, dove la tegnola e la ruggine consumano, dove i ladri scassinano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tegnola né ruggine consumano, dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Un investimento nella banca celeste è fra i migliori investimenti che una persona può fare. Quando noi investiamo nella banca celeste, nell'opera di Dio, i nostri investimenti ci guadagnano sempre al nostro favore e qualche volta in modo sorprendente. Dio non è mai un debitore di nessuno. Quello che non vi ho detto all'inizio, prima della coppia in Florida, a cui ho aiutato anche affinché i loro 2 figli maggiori potessero frequentare quella scuola superiore privata cristiana nel 1978. Quello che non vi ho detto è che 3 anni dopo, nell'81, quando stavo preparando per venire in Italia come missionario per la prima volta, loro erano fra i primi di sostenermi mensilmente e l'hanno fatto per oltre 12 anni. Chi avrebbe mai immaginato? Adesso passiamo alla terza domanda. Chi dovrebbe dare o donare? La Bibbia è abbastanza chiara. Ogni vero credente. Ogni vero credente. In 1 Corinzi 16, versetto 1-2, è scritto: quanto poi alla colletta per i santi, cioè i poveri in quel senso là, fra i credenti,
come ordinato alla chiesa di Galazia, così fate anche voi, ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi mette a parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. Notate bene qui, in versetto 2, che l'Apostolo Paolo, quando lui esorta la chiesa a Corinto di donare, dice ciascuno di voi. Non chi vuole, ma ciascuno di voi. Significa che lui e Dio aspetta che ogni vero credente, ogni figlio suo, partecipa nel donare. Donare non è un ministero solo per alcuni nella Chiesa, ma per tutti. Per i ricchi, quello sicuro. In 1 Timoteo 6, 17-18, fino a 19, cioè, ai ricchi in questo mondo ordino di non essere di animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nella incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo, di fare il bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per il futuro, per ottenere la vera vita. Proprio ai credenti ricchi o benestanti, l'Apostolo Paolo non incoraggia ma ordina di fare del bene verso gli altri, di essere generosi nel donare e pronti a dare. Purtroppo spesso sono loro i più ricchi fra i credenti che sono meno propensi a donare che i più poveri, spesse volte. Quando Gesù stava nel Tempio e osservava le persone che mettevano le loro offerte nelle casse, i ricchi mettevano nella cassa delle offerte significative. Ma secondo Gesù, la persona che metteva l'offerta più significativa nella cassa era una povera vedova. E i ricchi mettevano un'offerta nella cassa, della loro abbondanza eccessiva, mentre la povera vedova metteva nella cassa tutto quello che aveva per vivere. Interessante. E poi, ovviamente, non soltanto i ricchi dovrebbero dare, ma anche i più poveri. Come dice in 2 Corinzi 8, 1-2. Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concesso alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Interessante. Un esempio perfetto dei credenti poveri che partecipavano nel ministero del donare erano i credenti della Chiesa di Macedonia, cioè la Grecia del Nord, cioè le chiese che abbiamo nella Bibbia, di Filippi, di Tessalonica, di Berea, forse qualche altra chiesa là. Nella valutazione dell'Apostolo Paolo, anche in mezzo delle tribolazioni, delle persecuzioni, questi credenti, nella loro estrema povertà, hanno sovrabbondato nel loro donare con grande generosità. Allora chi dovrebbe dare? Ogni vero credente, ricco o povero che sia. Avendo considerato questa domanda, passiamo alla quarta domanda. Per quali bisogni dovremmo donare? Per che cosa? Cioè per quale cosa? Per quali bisogni? Io direi in primo posto per provvedere per le esigenze dell'opera di Dio, che oggigiorno serve la Chiesa locale. Leggiamo da Malachia 3, 7-10. Fin dal tempo dei vostri padri, dei vostri padri, voi vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete conservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite, e che cosa dobbiamo tornare? Poi
Dio risponde, l'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? E Dio risponde, nelle decime, nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione, perché mi derubate. Voi tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non vi riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. In questo passo di Malachia 3, Dio per mezzo del profeta esorta il suo popolo di Israele di portare la loro decima nella cassa del tesoro nel Tempio, cioè di sostenere la sua opera principale del Tempio con 10% di quello che guadagnavano, affinché il ministero dei sacerdoti e dei leviti nel Tempio non soffriva. In più, Dio dice che a causa del fatto che tanti fra il suo popolo di Israele non stavano portando la loro decima nella cassa del Tempio, egli li accusava di avergli derubato, cioè rubato a Dio. Caspita. E per quel motivo loro stavano subendo una maledizione dalla parte di Dio. Una maledizione che toccava probabilmente ogni aspetto della loro vita, probabilmente il loro guadagno, le loro raccolte, forse anche la loro salute, forse anche l'armonia in casa, in famiglia. Non è una cosa da poco. Il principio qui è che Dio vuole che la sua opera viene sostenuta finanziariamente dal suo popolo. Ma quasi sicuramente qualcuno qui stia pensando, ma va bene Davide, ma questo era per il popolo di Israele nell'Antico Testamento, non per noi oggi della sua Chiesa. La tua osservazione è anche giusta. Come cristiani noi non siamo chiamati di portare le nostre decime nella casa del tesoro nel Tempio a Gerusalemme, infatti non esiste più per adesso. Sarà ricostruito prima o poi, ma non esiste adesso. Ma il principio di sostenere l'opera principale di Dio nel mondo continua. Al tempo di Malachia, nel IV secolo a.C., l'opera principale di Dio nel mondo era l'attività del sacerdote e dei leviti, dei sacerdoti e dei leviti nel Tempio che offrivano giornalmente, ogni giorno, i sacrifici sull'altare per il perdono dei peccati del popolo di Dio. Oggigiorno l'opera principale di Dio nel mondo non è più il Tempio, ma l'opera oggi nel mondo è la sua Chiesa, la Chiesa locale. Sostenere l'opera della sua Chiesa è fondamentale per la sua esistenza, il suo andamento e per la sua espansione nel mondo. Se i membri di una Chiesa non sostengono l'opera della Chiesa locale con i loro mezzi, la Chiesa ben presto non esisterà più. Come si potrebbe pagare l'affitto di una sala, l'elettricità, il riscaldamento, eccetera? Come si potrebbe comprare sedie ed altri mobili, materiale evangelistico, e articoli igienici per il bagno, eccetera, eccetera, eccetera? Come si potrebbe sostenere un pastore ed altri servitori della Chiesa o invitare oratori da fuori senza il sostegno finanziario dei membri della Chiesa locale? La sua esistenza e il suo andamento andranno presto a rotoli. I passi nel Nuovo Testamento non ci dicono un percentuale o quanto dovremo dare alla sua opera principale nel mondo della Chiesa locale. Ci lascia spazio a decidere noi. Dall'altra parte, come suggeriva il presidente della facoltà teologica che ho frequentato io, Dio ci ha lasciato un'idea da considerare e valutare con il concetto della decima dell'Antico Testamento, come dice lui, come base da cui partire. Un'idea
come base da partire. Personalmente io ho scelto di dare la decima di tutto quello che guadagno all'opera della Chiesa locale, da quando mi sono convertito, 51 anni fa. E io lo facevo sia quando guadagnavo pochissimo. Arrivato in Italia, il mio sostegno mensile era meno di 400.000 lire al mese. Oggigiorno 200 euro al mese. Durante i primi 4 anni della vita in Italia. Però ho dato la decima. Sì, adesso quando Dio ci ha benedetto notevolmente dalla nostra pensione da vecchietti. Se tutti i membri della Chiesa dovrebbero o dovessero dare le loro decime al ministero della Chiesa locale non avrebbe mai un problema finanziario e potrebbe espandere notevolmente la sua opera nella città ed oltre. Ma Dio anche incoraggia i suoi figli di donare per sovvenzionare, sostenere gli operai del Signore, operatori pieno tempo. Come dice in 1 Timoteo 5, 17 e 18, gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Grazie a Dio, in questo momento gli anziani di questa Chiesa hanno un lavoro secolare e possono sostenere loro stessi e non hanno bisogno del sostegno della Chiesa, ma prima o poi potrebbe succedere che sorge un fratello della Chiesa che avrà veramente un dono spicco di pastore o di evangelista e la Chiesa deciderà di voler sostenere anche lui a pieno tempo affinché lui possa dedicarsi a pieno tempo a curare e pascere il gregge qui. Potrebbe succedere. A quel punto sarà importante che i credenti doneranno qualcosa in più, oltre le loro decime, per poter sostenere anche un pastore. Ma non avendo bisogno di sostenere un pastore adesso, la Chiesa invece è libera di sostenere alcune unità missionarie che lavorano a pieno tempo sia in altre parti dell'Italia che in altre parti del mondo. E Dio ci incoraggia a sostenere operai suoi che lavorano nella sua raccolta. Per quello abbiamo iniziato qui da tanti anni fa a sostenere una delle prime cose un missionario che lavorava proprio nel mondo e poi altri abbiamo aggiunto. E poi Dio ci incoraggia anche di donare per aiutare i poveri che hanno bisogno, che soffrono, come dice in 2 Corinzi 8, versetto 4 e poi 13 e 14, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alle sovvenzioni destinate ai santi, quelli poveri, a Gerusalemme. Infatti non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza. Nelle attuali circostanze, la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza. In più, Dio anche ci incoraggia di non dimenticare i poveri, i sofferenti, ma di donare anche per aiutarli nella loro difficoltà. Però secondo le seguenti priorità. E ci sono le priorità. In 1 Timoteo 5,4 dice: ma se una vedova ha figli o nipoti, imparano essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia. Di rendere il controcambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. Cioè la prima priorità dovrebbe essere la famiglia propria. Guai a dare alle persone di strada, quando membri della nostra famiglia soffrono. Dobbiamo provvedere per la nostra famiglia, in primis. E poi la seconda priorità è la famiglia di Dio, i credenti,
come Galati 6 dice, così dunque finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Ma quel versetto lascia spazio anche per gli altri. Il nostro donare per aiutare i poveri non dovrebbe mai sostituire il nostro donare per sostenere l'opera principale di Dio nella Chiesa locale, ma deve essere dato come un'offerta oltre la nostra decima o la cifra che abbiamo dedicato a sostenere l'opera della Chiesa locale. In conclusione, vogliamo considerare l'ultima domanda. Come dovremo donare? Come? Secondo Corinzi 8:12 dobbiamo donare secondo le nostre possibilità. Cioè, la buona volontà, quando c'è, è gradita in ragione di quello che uno possiede e non di quello che non ha. Dio non aspetta che noi doniamo qualcosa che non abbiamo, ma invece è gradito a Lui quando doniamo la sua opera, per la sua opera, in base di quello che possediamo, non di quello che non abbiamo. Poi, con sacrificio. Capitolo 2, 2 Corinzi 8:3. Infatti io ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri secondo i loro mezzi, anzi oltre i loro mezzi. Non sempre, ma delle volte Dio ci mette alla prova, sfidandoci di donare oltre i nostri mezzi, per vedere se siamo disposti a fidarci in Lui, di provvedere per noi quello che non vediamo in questo momento. Poi con gioia, con allegria. In 2 Corinzi 9:7 dice, Dio dia a ciascuno come ha deliberato in cuore suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Se vogliamo dare piacere a Dio con il nostro donare, dovremo donare a sostenere la sua opera con un cuore allegro, pieno di gioia. Domanda, se mia moglie o mio figlio mi fa un bel regalo, ma dopo scopro che non l'ha fatto col cuore, ma con un grande lamento, mi farebbe piacere lo stesso? No, nemmeno per sogno. Preferirei non averlo. Poi con generosità. 2 Corinzi 8:2 dice proprio questo. La loro gioia incontenibile, la loro estrema povertà ha sovrabbondato nelle richieste della loro generosità. Non so per voi, ma io preferirei essere riconosciuto come una persona e un donatore generoso, anziché una persona o donatore tirchio con i soldi che Dio mi affida. E secondo la nostra deliberata scelta, infatti Dio dice proprio in 2 Corinzi 9:7, Dio ciascuno come ha deliberato in cuore suo. Prima di donare a qualcosa all'opera, l'Apostolo Paolo ci consiglia di pensare, di valutare, di considerare, di liberare nel nostro cuore e ovviamente nella nostra mente, e poi decidere a che cosa vogliamo dare e la cifra che vogliamo dare, ovviamente sotto la guida dello Spirito Santo. E poi basato sulla nostra deliberata scelta di donare adesso. E poi di donare mai di avarizia, come dice in 2 Corinzi 9:5. Non di avarizia. Il nostro donare non dovrebbe mai essere il risultato dell'avarizia di un'altra persona, che ci spinge a donare per motivi e desideri suoi. I nostri soldi non dovrebbero mai essere donati a sostenere l'avarizia di un'altra persona. E mai di malavoglia, come dice in 2 Corinzi 9:7. Dio non vuole che diamo mai i nostri soldi a qualcosa non volendo di malavoglia. Se non possiamo darli con piacere e con gioia, è meglio non darli per niente. E poi mai in modo forzato, mai per forza, qualcuno ci forza di fare. Dio non vuole che diamo i nostri soldi a qualcosa perché arriviamo messi sotto pressione e forzatura di farlo. No, Dio vuole che il nostro dare
sia fatto liberamente e mai forzatamente. In ultimo, con regolarità. Dio vuole che noi diamo con regolarità o sistematicamente, come dice in 1 Corinzi 16, 1-2. Quanto poi alla colletta per i santi, per sovvenzionare i poveri, come ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi, a casa, mette da parte quella che potrà, secondo la prosperità concessagli. In ultima, Dio vuole che il nostro donare sia fatto con regolarità, in un modo sistematico, non ogni morte di papa, come si dice. Se prendo uno stipendio mensilmente, allora l'idea qui sarebbe di donare all'opera di Dio mensilmente. Questo è un po' il concetto. Conclusione. Donare o dare sotto la guida dello Spirito Santo è un privilegio per ogni credente che appartiene a Lui. Possa Dio illuminarci su questo argomento dalla Sua parola e aiutarci ad essere pienamente coinvolti in questo ministero di grazia alla Sua gloria. Amen. Grazie Davide. Preghiamo. Signore, grazie per queste parole, grazie per questa testimonianza. Signore, come tu hai donato il tuo Figlio unigenito, nostro Signore Gesù Cristo, voglia tu predisporre il nostro cuore al dono verso la comunità, al dono verso gli altri, al dono a chi ci sta intorno. Lode e gloria a te nel nome potente di Cristo. Amen. Ultimo canto di questa mattina, Il mio destino. Grazie. Solo per la grazia, solo per amore, solo per il dono di Gesù, per il suo sacrificio, per tutto quel dolore, sofferto fino in fondo al posto mio. Alzo lo sguardo e vedo che non resta niente da fare, non resta niente da fare. Gloria, gloria a te io devo tutto, Signore. Gloria, gloria, a te soltanto affido il mio cuore. Non c'è niente che io voglio al mondo, niente che io cerchi altrove, niente più di quello che dai. La stella del mattino sei, luce guida il mio destino, il mio destino. Solo per la grazia, solo per amore, solo per il dono di Gesù, per il suo sacrificio, per tutto quel dolore, sofferto fino in fondo al posto mio.
solo per la grazia, solo per amore, solo per il dono di Gesù. Bene, prima di salutarci e salutare coloro che ci seguono da casa, voglio fare un saluto ad Antonio Paino e Paola Petrazzo, ci sentite? Siamo qua, noi vi vogliamo vedere domenica e vi aspettiamo. Bene, e ringrazio allora chi ci ha seguito, ringrazio voi e ci vediamo domenica prossima. E invito Riccardo. Che è successo? Che è successo? Cosa? Ok. A poco.